Ancora una volta siamo in presenza di un decreto che arriva a nottetempo e con pochissimo tempo poi per poterlo esaminare. Abbiamo visto la parte riguardante l'iniezione di liquidità e qui abbiamo alcune perplessità derivanti dal fatto che c'è una spada di Damocle derivante da ciò che si deciderà in Europa per la copertura dei fondi. L'altra preoccupazione è che soltanto per le pratiche fino a 25.000 euro non è prevista istruttoria perché sono garantite al 100%, per quelle che hanno una garanzia inferiore al 100% ci sarà l'istruttoria normale, per cui un procedimento bancario di quelli ordinari, e con le banche che hanno gli organici ridotti temiamo possa esserci un intasamento bancario. L'altro tema è che dove sono stati assegnati i 25.000 euro col 100% senza istruttoria, quelle imprese ci avevano segnalato un fabbisogno non di 25.000 ma di 50.000, per cui i 25.000 sono insufficienti. L'altro tema è i costi di istruttoria. Noi auspichiamo che i costi di istruttoria siano il più bassi possibile affinché ci possa essere anche un risparmio rispetto a questo tema in un momento in cui qualsiasi costo deve essere eliminato.